fosse possibile. Ma è un vento e macchia di nero le viscere, supererò le tue, le mie necessità e affronterò la gioia con serenità, un po' più in là, un po' più in là. Sembra che Torino, ultima tappa di selezione per quello che riguarda il Musical Live Tour, questa bellissima collaborazione tra il mondo di Virgin Radio e la regione Friuli Venezia Giulia, che quest'anno regala tantissimi concerti, ma soprattutto regala la possibilità di aprire il concerto dei Deep Purple il 24 di luglio a Maiano in provincia di Udine. Però sei soddisfatto di quello che hai visto? Guarda, io sono molto contento perché mi sono divertito molto. Le band erano tutte valide per motivi molto diversi l'una dall'altra, ma guarda, secondo me è una cosa molto importante per le band in generale, è ascoltare tantissima musica, sapere davvero cosa c'è al mondo e nei posti più fortunati dell'Italia dove la musica rock ha molto più spazio, e capire quali siano le cose che funzionano. Allora lì si può capire come dare un'ulteriore impronta personale a quello che facciamo anche noi italiani. Quello che facciamo noi italiani lo facciamo bene, l'abbiamo fatto, direi l'hanno fatto bene, noi eravamo semplicemente ospiti. Le band anche qui in piazza Vittorio Veneto a Torino da parte di Andrea Rock, Filippo dei Plan de Fuga. Divertitevi, andate in Friuli, c'è della buona musica. Venezia e Giulia si è dato veramente da fare dal punto di vista della musica dal vivo, e il Musical Live ne è una prova concreta. C'è la possibilità di prenotare un albergo e avere un biglietto gratis per un concerto incredibile di quest'estate. E allora amici, vi saluto così, mandi a Duchy for Lance. E affronterò la gioia